Opere in casa Squini. Giunti ormai all'11ª edizione di questo spettacolo, organizzato all'interno di una residenza privata della famiglia di Eli e Vinicio Asquini, che nonostante le bizzerie del tempo, con un diluvio tra l'allestimento e l'inizio dell'esibizione, ha consentito a centinaia di spettatori di godere di una rappresentazione veramente emozionante. Presenti in prima fila l'assessore regionale alla cultura Gianni Torrenti, i consiglieri regionali Riccardo Riccardi e Vittorino Bohem, il presidente del Rotary Codroipo Giampaolo Guaran e Laura Stringari della delegazione FAI di Udine. La regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la provincia di Udine, il comune di Varmo con la Proloco di Roveredo di Varmo, l'associazione fra le Proloco del Friuli Venezia Giulia, il Rotary Club Codroipo e la FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, grazie all'ospitalità della famiglia Asquini, hanno presentato uno spettacolo eccezionale con musiche di Mozart, Donizetti, Verdi, Puccini e Rossini. Prima dell'evento ho chiesto a Piero Pittaro, appassionato di musica e presentatore della serata, e al sindaco di Varmo, Sergio Michelin, di descrivere l'evento con la direzione artistica di Isabella Command. Questo concerto organizzato dagli Asquini, iniziato 11 anni fa, è sempre in crescendo, e io dico ai fratelli Asquini che hanno una dose di incoscienza superiore al normale per organizzare questo concerto, perché sono spese infinite e non è il solito concerto cantanti e pianoforte che lo organizzi in una mezza giornata. Qua c'è l'orchestra con tutti i professionisti che vengono dai grandi teatri, dalla Scala di Milano, la Fenice e il Verdi di Trieste. Sono cantanti che sono già in carriera, anche se non sono i big logicamente della lirica, e poi c'è la Isabella Command, l'organizzatrice, che ogni anno pensa e guarda in alto, non guarda le piccole cose. Sono stati concerti strepitosi e quest'anno dovremmo toccare l'apice di questi concerti. Io come sindaco devo ringraziare prima di tutto la famiglia Asquini per la disponibilità che dà a fare tutto questo. Questo è un orgoglio veramente grande per il nostro comune, che non essendo dotato di strutture, teatri o situazioni varie, usufruisce del lavoro e della pratica di queste persone per poter fare una serata completamente diversa. È un momento molto importante per il nostro comune, per la nostra gente, per la nostra popolazione. Qui partecipa tanta gente, sia per quello che riguarda come il pubblico, ma anche e soprattutto tanta gente lavora. Se pensate che nell'arco di 24 ore viene costruita una sceneggiatura che nulla ha da invidiare coi grandi teatri, così come nell'arco di 10 ore l'indomani mattina tutto viene smontato, quindi nell'arco di 2 giornate tutto si fa e tutto si consuma, tutto si gode. Per il Ponte News, Marco Mascioli.